Pensiero del giorno, lunedì 4 agosto. Operare per il bene. A ciascuno è data una particolare manifestazione dello Spirito per l'unità comune. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 7. Questa parola di vita fa riferimento alle grazie e ai doni speciali che lo Spirito Santo aveva diffuso tra i cristiani di Corinto. Si trattava dei dono di profezia, di insegnamento, di assistenza e di altri, aventi lo scopo di promuovere la vita della comunità. Questa parola vuol dirci che tutti questi doni, sia di natura che di grazia, vengono da Dio ed Egli ce li ha dati per il servizio agli altri e per il bene della comunità. Come vivere bene allora questa parola? Mi sembra che da essa vengono in luce soprattutto due indicazioni. La prima è un invito a metterci al servizio della comunità. Può darsi che per qualcuno si tratti di strutturare meglio certe qualità o talenti che forse giacevano in lui inoperosi. Per altri può voler dire dare un orizzonte più ampio al proprio lavoro, dare una maggiore attenzione alle esigenze del prossimo, in modo che ne risulti un vero servizio reso ai fratelli. La seconda indicazione è quella di mettersi in guardia contro l'individualismo. Questa parola ci dice che il bene della comunità dipenderà prima di tutto dal saper lavorare insieme ai nostri fratelli e sorelle in spirito di amore scambievole e di unità. Operare per il bene. Chiara Lubick, brani tratti dal commento della parola di vita del giugno 1987. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.